Mon ami, belli, come si dice bellini in francese? Subito le telecamere Telegram. Signori miei, troppe notizie che si incastrano col Paris Saint-Germain, è una cosa di cui non si parla, non lo so se l'ho messa già in copertina, quindi avete già capito. Cominciamo. Allora, amici bellini, io controllo perché lo sapete, perché poi da voi molto spesso mi arrivano anche degli spunti, non solo tattici, ma anche di mercato, cose di cui parlare, perché io mi rendo conto facendo questo canale, avendo con voi questo rapporto quotidiano, mi rendo conto che alle volte ci sono giornate dove non si può parlare di calcio, che io che ci conto, che cosa dico ai miei amici bellini, con cui voglio comunque rimanere in contatto quotidianamente, perché mi credete, mi sento in colpa quando non esce un video. Non lo so se mi credete o meno. Al di là del fatto che dobbiamo tenere sempre l'algoritmo sulle punte, sempre in piedi, però veramente mi sento in colpa. Dici, ma non gli ho detto niente. Qualcuno poi mi scrive in privato, ma non esce il video. Avete ragione. Per esempio, Daniele Monfregola, benvenuto. Sappi che io ci provo forte a fare un video a prescindere, e se non c'è niente da dire, posso utilizzare comunque questo spazio per dirvi che non c'è niente da dire, nel senso che qualcuno comunque vi dirà delle cose, perché io lo faccio per passione e va bene, voi mi supportate ed è un grande aiuto, ma c'è chi lo fa per lavoro, e per lavoro le testate, i blog, tutte le cose, e quelli devono parlare di qualcosa, altrimenti non portano il piatto a casa. Io sono musicista, finché la musica mi supporta posso anche chiudere tutto. Lasciate un like, così chiudo la musica, non è vero proprio, e facciamo solo YouTube. Che ne pensate? No, lasciate un like e ragioniamo insieme su una serie di cose che riguardano il mercato, che riguardano il futuro del Napoli piuttosto, perché va bene che quest'anno, insomma, ci stiamo divertendo, noi ci godiamo sempre il percorso, questa è la cosa più importante. Scusatemi, scusate, quello poi si dimentica, quello che poi comincia a parlare a braccio senza organizzare niente, si dimentica di dirvi che stasera c'è una live importante su Caffè Napoli 1926 TV, quindi se voi non sapete, seguite, fate, nel canale Telegram che trovate in descrizione, sicuramente ci sarà il link e non vi perderete niente. Alle 23 per quelli notturni daranno i numeri. Vai, ricomincia, tanto è lungo il discorso, percorso, poi quello che viene va bene, sappiamo i nostri limiti e se riusciamo a superare i nostri limiti ci divertiamo di più, altrimenti pace, è sempre così. Ci guardiamo intorno, la notizia di Vlahovic ha sconvolto qualcuno, per altri era una cosa normale perché quelli hanno alle spalle quell'impero, e allora tu dici, ma come, non tenevano i debiti? No, evidentemente no, cioè ce li hanno, ma li ripianano, si organizzano, anticipano, e poi il debito si sposta l'anno prossimo, no, tra 2 anni, tra 3 anni, tra 4 anni, però nel frattempo competono e nel frattempo si rinforzano e diventano più forti di quelli che questi debiti non li possono fare, perché altrimenti li stangano. Ma Vlahovic è una cosa, ma non è che le altre, cioè la risposta dell'Inter è stata immediata. Gosens, cioè il miglior terzino esterno, insomma il miglior quinto che si possa immaginare, se lo vanno a prendere dall'Atalanta, che sono tutte competitor. Allora tu, è proprio così che funziona, cioè tu continui a fare il debito, lanci dei bond, fai delle cose, poi telefoni e dici siamo alla canna del gas, non ce la facciamo, e non te lo comprare a Gosens se sei alla canna del gas. Lotta contro il Milan, contro il Napoli, contro l'Atalanta senza comprarti a Gosto, stai alla canna del gas, non te lo... È una riflessione che mi viene spontanea, perché nessuno ti sta obbligando ad indebitarti. Metti uno della primavera al posto di Perisic, se Perisic se ne vuole andare. Non funziona così, lo sappiamo bene, non ci illudiamo. Però il discorso, perché c'è il Paris Saint-Germain in copertina? Perché stamattina, ovviamente, tra le varie cose esce un'altra volta o Sheikh, cioè, il Napoli sta parlando con lo Sheikh. Ma sapete come viene presentata la notizia? La notizia viene presentata con il fatto di De Laurentiis si offre a
Cioè, sembrano gli annunci di eBay, no? Di eBay o Craigslist per chi è all'estero. Cioè, il Napoli deve vendere e lo sappiamo. Cioè, non il Napoli deve vendere, De Laurentiis deve vendere, lo sappiamo. Poi che possa essere il Napoli o il Bari, non ci è dato saperlo e lo sapremo poi dopo, quando la cosa sarà già avvenuta, perché quando ci deve essere una vendita ci deve essere un acquisto. Di conseguenza dipende da chi vuole comprare cosa, e questo è un discorso che vi abbiamo fatto bello chiaro. Il Bari è meno appetibile del Napoli, no? Per brand, per storia e tutte le cose. Però magari esiste un imprenditore che si può permettere il Bari, quindi una gestione dove una piazza che magari tornare in A basta e avanza, con pochi investimenti tu mantieni avanti un'impresa che è quella del Bari. Prendere il Napoli significa tutt'altro, significa dover rimanere ad alti livelli, significa che non puoi poi dopo rimanere una squadra che si salva in Serie A perché ci siamo abituati a delle cose, significa degli impegni diversi in città, significa una città diversa. Insomma, dobbiamo vedere chi sarà interessato a cosa per poter fare delle ipotesi di cessione. E nel momento in cui ovviamente noi dobbiamo stuzzicare la fantasia anche dei tifosi, ed è chiaro, allora visto che Bezos, e datemene atto, è stata, mamma mia, rumori, è stata completamente debancata, e quindi aspettiamo sempre questi 2, 3 anni, 4 anni, 5 anni, perché poi l'uomo, com'era, l'uomo è galantuomo, il tempo è galantuomo, e quindi poi mi chiederete scusa. Nel frattempo chiediamo scusa tutti i giorni che non succede. Visto che Bezos è stata debancata, adesso ripartiamo con gli sceicchi. Visto che i cinesi non sono interessati, ripartiamo con gli sceicchi. Aspettiamoci anche notizie di qualche fondo americano nuovo, perché gli americani sono adesso interessati al campionato italiano, vedi la Roma, vedi lo Spezia, non mi ricordo se anche il Genoa, insomma la gestione è quella là. Insigne, il Toronto, la MLS, America, Bezos, quindi qualche americano pure uscito, ritornano gli sceicchi, Paris Saint-Germain. Perché vi parlo del Paris Saint-Germain? Perché Fabian è a Parigi, perché Fabian è in scadenza 2023 come Vlahovic, perché se ne sta parlando poco del rinnovo di Fabian, quando è forse una delle cose più importanti a cui il Napoli dovrebbe pensare, perché tu puoi pensare di rinunciare a Ospina e puntare su Meret, puoi pensare di rinunciare a Malquit e addirittura puntare su Zanoli o prendertene un altro, puoi rinunciare a Gulam e ritorna il discorso di Oliveira o chi per lui a sinistra, sempre per giugno. Puoi rinunciare a Mertens, tragedia assoluta, e ti compri un altro attaccante, in qualche modo farai. Ma per Fabian diventa veramente importante, perché è un giovane, perché è uno di cui non lo so se la plusvalenza l'hai fatta già, ma l'hai pagato comunque un certo 30 milioni di clausola, e insomma perdere quello lì che ti sta dando qualità e fisicità, quel piede, gol, regia e tutto, diventa più complicato. Fabian è a Parigi perché le sue storie Instagram parlano chiaro, sta con la ragazza, si sta divertendo, si sta rilassando e se lo merita pure. Escono le notizie anche che De Laurentiis adesso proporrà una cosa incredibile, proporrà il Napoli a quello là che poi è il fratello del cugino della sorella che mandano i tweet sul Napoli, che li manda pure sul Liverpool, ma no, quello perché sono interessatissimi, cioè proprio tifoso del Napoli. C'era il bisnonno di quello là che praticamente una volta è stato sopra le pendici del Vesuvio, si è pure scottato, di conseguenza è tornato, si è portato una pietruzza back in Arabia Saudita, e questa pietruzza l'ha messa in una campana di vetro, dopodiché il vetro, sapete che il vetro se lo distrugge diventa sabbia, la sabbia del deserto, dove poi lui con un cammello che non aveva sete ha sviluppato tutta una serie di business sulle oasi fiscali che i procuratori utilizzano per rovinare il calcio. Questa poi è secondo me la notizia, così andrebbero dette le notizie. E poi esce pure che il Napoli sarebbe interessato a prendere Paredes e Wijnaldum. Cioè, fatemi capire una cosa. A me va bene tutto. Facciamo dei discorsi
Cambiaso, Parisi, Casale, Ilic del Verona, Oliveira, Mandavà, Nandez. Nandez, io ve l'ho detto 3 settimane fa, non ci può interessare, non esiste proprio. Pedulla ieri, Nandez con il Torino è un po' freddo, forse la Juventus. Il Napoli non c'è mai stato. Paredes e Wijnaldum. Paredes prende 8 milioni, Wijnaldum ne prende 10. Il Napoli si può permettere Paredes, ma in prestito. Paredes e Wijnaldum. Ma ci prendete per fessi? Credete che siamo fessi veramente? Perché poi uno ci clicca pure su queste cose. Loro il guadagno lo hanno fatto. Poi magari tu clicchi e dici sì, il Napoli starebbe pensando a Paredes ovviamente in prestito, ma è un'operazione molto difficile. Ma che significa? Che cosa vogliamo fare? Vogliamo essere un pochino seri? Vogliamo essere un pochino logici? A parte il fatto che il Napoli non ha gli slot proprio per fare mercato, quindi dovrebbe uscire Gulam. Spiegatemi perché Gulam dovrebbe andare al Cagliari. Spiegatemelo logicamente, un ragionamento logico. Gulam, spogliatoio, senatore dello spogliatoio, torna in forma, ama la città, ama il Napoli, è rispettato nello spogliatoio, se ne va al Cagliari. Gulam al Cagliari e quindi Nandez ti togli un terzino sinistro e ti pigli un centrocampista. Logico. Scusatemi, ho perso la pazienza. Perché sapete, perché io non mi piace che il tifoso del Napoli venga preso in giro. Io non voglio togliere i sogni a nessuno, ognuno ha la libertà di tifare in qualsiasi maniera. Il napoletano è un tifoso, non si può dire il napoletano è un tifoso, nel senso siamo tutti diversi, forse è una delle tifoserie più variegata che esiste, perché c'è il napoletano che dice vabbè ma guarda che Messi si può fare, perché se ognuno di noi mette 2 euro, Messi per compararsi con Maradona è pure possibile. Quel napoletano là ovviamente crede a Bezos, crede a qualsiasi cicogna e va benissimo. Tu dici, vabbè, ma sognare è bello, non levatemi i soldi. Vabbè. Però ti senti bene quando poi a fine mercato di gennaio non è successo niente al Napoli e non lo può fare, no, perché non lo può fare, perché non lo vogliamo fare, perché questa è la realtà dei fatti in questo momento. E tu nel frattempo hai pensato, wow, se viene Messi, perché non deve venire Messi? Perché non dovrebbe venire? Nel frattempo l'Inter compra Gosens, la Juventus compra Vlahovic, il Milan, questo Lazovic, non lo conosco, forse un po' si stanno lamentando più o meno come noi perché si guardano intorno. L'Atalanta ha preso Boga, l'Atalanta non è ferma. La Roma ha comprato una serie di giocatori infini, sta rivoluzionando tutta la squadra, prima o poi Mourinho si fermerà e troveranno una pace. La Lazio sta in guaiatuccia, la Fiorentina sostituisce Vlahovic con questo Cabral, vediamo, ma il Napoli? Ma tu, quello è mercato di riparazione, non devi riparare niente. È anche giusto, l'abbiamo sentita anche in passato però. Essere convinti di non dover riparare niente e poi perdere terreno e farci sfuggire dalle mani quelli che erano gli obiettivi sognati, possibili, alla mano, alla portata. Non si può fare, siamo d'accordo, siamo d'accordissimi. Però non ci prendete in giro. Vediamo di non prenderci in giro. Qualcuno lo sta dicendo. Guardate che per gennaio è complicato. Questo siamo, questo è. E può anche andare bene. Perché se le riserve continuano a overperformare, il Napoli non ha bisogno di niente. Se abbiamo un po' di mazzo, come vi sto dicendo da inizio stagione, con le riserve che overperformano e qualche infortunio di meno e basta Covid e tornano quelli della Coppa d'Africa e riusciamo a organizzarci e giochiamo bene, Spalletti fa questo miracolo, così può essere anche che non abbiamo bisogno e ci concentriamo tutto sull'anno prossimo, perché l'anno prossimo sempre il vedere cosa vuoi fare da grande. Tu magari ci vai in Champions, speriamo bene, quanti giocatori se ne vanno perché sono a scadenza, quanti giocatori devi assolutamente rinnovare perché 2023 come Vlahovic, Fabian, Meret e Koulibaly non ha Insigne, puoi anche non sostituirlo
o ci metti Zerbin, per me va benissimo. Io mi godo il percorso anche se dobbiamo puntare su Foloruncio e Gaetano, il ritorno di Gaetano. Però Gaetano gioca nella Cremonese e nello stage di Mancini non ci va, Politano nemmeno. Balotelli sì, il piccolino dell'Atalanta sì, e Fagioli sta nello stage perché Mancini deve riflettere su delle cose. Fagioli pure gioca nella Cremonese. E il suo procuratore non è Riso. Da New York, Valerio Fluido è tutto. C'è una live stasera. Chi è iscritto al canale Telegram? L'ho detto prima, lo mischio bene perché sennò... Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose cretine. Sei iscritto pure a TikTok. Prendi più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.